Pubblicità occulta, fai pubblicità occulta, non si fa. Che c'è lo sponsor? No, perché in realtà, oltre ad assicurare a Roberta che ho comprato i wafer, ho una curiosità. Qui c'è scritto Napolitaner, ma significa napoletano. Com'è Napolitaner? I wafer? I wafer Napolitaner. Intanto buonanotte da qua. Allora, giriamo questo tuo... Vado a portare i wafer. Questo tuo dubbio, grazie Salam, lo giriamo ovviamente al professor Colella, soltanto lui può dirci. Non vorrei fare pubblicità, però Che combinazione che noi abbiamo. non vorrei fare pubblicità, però mi quando vedo qui mi sembra Colella, ma come mai c'è scritto Napolitano? Stasera perché c'è scritto Napolitaner? Ora direte, vabbè, mo diciamo, meglio Colella dirà, come sempre significa Napoli, wafer napoletani. No. E invece sì. Come sì? Perché ancora una volta questa scritta il gusto nocciola dei wafer viene indicato come napolitaner. Perché? Perché durante l'Ottocento, a fine Ottocento, la migliore nocciola europea era la nocciola, e quindi del mondo, era la nocciola napoletana. Ma va. Quella di Avella, quella di San Paolo Bersito, di Nola, di Giffoni Valle Piana, di Montella, dell'Avellinese. Tant'è vero che quando Joseph Manner a fine Ottocento inventa il wafer, mantienilo fermo che lo inquadra. Vabbè, ma questa è proprio pubblicità. Pubblicità. No, ma che sto Ci aspettiamo un carico di loro. Almeno A Natale mangiamo l'oache. Prego, Sì, ora dopo il collegamento ce lo mangeremo ovviamente. C'è scritto napolitano perché Joseph Manner quando inventa il gusto nocciola, per indicare che lui però ha usato la migliore nocciola europea e non una nocciola qualunque, scrive esplicitamente napolitaner e da allora in poi tutti i prodotti alla nocciola che utilizzano la nocciola napoletana hanno l'addizione napolitaner. E questo è un altro motivo d'orgoglio, un'altra stellatella che ci dobbiamo mettere. Tant'è vero che quando, dovete sapere, quando poi dopo la scoperta dell'America arriva l'altra nocciola, arriva quella che noi chiamiamo la nocciolina, l'arachide, il peanut, noi per distinguere dalla nocciola napoletana, che era l'unica grande nocciola, la chiamammo fin dall'inizio a nocciolina americana, come a dire non ammiscamma lana casetta, ecco, come a dire che la nocciola di serie B, che la cinese, insomma. L'abbiamo sentita, Ellen. No, la differenziazione tra lana e asete, lei ne ha detta uno ancora più pesante, però più attinente alla situazione. Che deve ripetere. Che deve ripetere per penitenza, perché quando fai così ti scappa la devi. Devo imparare a stare zitta. Bravo. Come hai detto, non mi scamma. A merda che cioccolata. Sta bene! Sta bene! Tu la vita così, cosa, guarda che franzolone. Ma quelle